Noi abbiamo un giro di boa che ci siamo dati alla volta di giovedì, quindi 10 giorni per vedere se si muovono i ricoveri, se questo non rispetto delle regole che c'è stato, che è evidente da parte di alcuni, si traduce poi in una nuova infezione. Le conseguenze degli spritz selvaggi e di comportamenti scorretti da Padova a Verona si capiranno solo a metà settimana. Per il momento si spera e si guarda l'indice del contagio, mai così basso. Siamo preoccupati, questo è ovvio. E siamo davanti però a un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il 2 per 1000. Se pensate oggi, se volessimo paragonare i tamponi fatti che sono 11.000, quasi 12.000, con i positivi che sono 12, capite che siamo sotto l'1 per 1000. Per cui sono dati assolutamente che vanno verso situazioni di tranquillità. Insomma, l'andamento del contagio infonde fiducia, quella fiducia che serve a procedere con le ultime aperture, non ricomprese nell'ultima ordinanza. Una conferenza Stato-Regioni è già in programma nelle prossime ore. Spero domani di chiudere tutta la partita delle terme e poi andiamo verso il tema dei cinema, il tema delle discoteche, delle grandi aggregazioni, insomma, di quello che manca ancora all'appello. Certo, l'ipotesi di un nuovo lockdown continua a pendere come una spada di Damocle. Finché sarà gestibile, il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose, stile marzo, aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 400-500 persone in terapia intensiva e 2000 ricoverati, va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni. Cioè perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai. Resta poi la polemica tutt'altro che sopita tra big della sanità regionale, con lo scambio di accuse reciproche tra il microbiologo Andrea Crisanti e la dirigente del Dipartimento Prevenzione Francesca Russo, con il primo che ha denunciato anche oggi attraverso il Fatto Quotidiano l'inesistenza di un piano regionale dei tamponi a inizio emergenza, parlando di bugie a fini politici. Tra i due litiganti Zaia non prende posizione ma rivendica il lavoro di squadra. Io di certo mi sono ritagliato il ruolo di pacere rispetto a questo. Dico che abbiamo in scuderia dei cavalli di razza e siccome non sono dei ronzini, il cavallo di razza è sempre difficile da montare, è sempre impegnativo, ogni tanto scalcia, morsica, sgroppa, però insomma io penso che ne abbiamo messi e ne ho messi tanti in fila, C'è una squadra dietro, perché non vorrei che il tutto fosse ridotto al fatto che si comunica che ci sono solo 2 persone in Veneto che sono occupate della sanità, la dottoressa Russo e il professor Crisanti. Fanno parte di una squadra. Ci siamo anche noi. E nel punto stampa Zaia ha mostrato in anteprima lo spot della regione contro la movida selvaggia, preannunciato nei giorni scorsi e rivolto prevalentemente ai giovani. È un target ovviamente mirato per tutto quello che sono poi diciamo, la fascia che in questo momento è più a rischio. E quindi alla fine si finisce con questa domanda happy hour, cioè ora felice, non è un'ora felice perché se poi finisce così non è un'ora felice l'happy hour.